C'è un accordo, nel senso che si è concordato Forza Italia e Lega che nei capoluoghi di provincia, quindi Vicenza e Treviso, la coalizione presenterà un unico candidato. Quindi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane al massimo, si farà sintesi per trovare il candidato di Vicenza e il candidato di Treviso. Dunque un primo accordo tra Forza Italia e Lega per le amministrative è stato raggiunto. La coalizione si presenterà con un unico candidato, ma il nome al momento non è dato saperlo. Bisognerà attendere, spiega il coordinatore Adriano Paroli, i prossimi giorni. Sembra sempre più vicino dunque a Treviso un passo indietro del candidato azzurro Andrea De Checchi a favore del leghista Mario Conte. Paroli su questo punto non si sbilancia, anche se spiega come la volontà di tutti i candidati, a Treviso come a Vicenza, sia quella di portare il centrodestra alla vittoria. De Checchi, come tutti gli altri, insomma, è candidato ed è disponibile allo stesso tempo a fare, come si dice, un passo di lato. Le decisioni le prenderemo anche insieme a lui. Una volta ufficializzato il nome del candidato sindaco tra le forze in campo sarà il momento di pensare ad eventuali incarichi all'interno della giunta in caso di vittoria. Le coalizioni hanno poi la suddivisione anche di responsabilità amministrative all'interno della giunta, così come altri equilibri, ma questi equilibri verranno trovati all'interno della coalizione.